Come sarà il mercato nei prossimi 2 anni e cosa dovranno fare le aziende per stare al passo con i tempi? Sono domande fondamentali per tutti gli imprenditori. Capire in che direzione evolve la società e di conseguenza anche i consumi è al giorno d'oggi imprescindibile per progettare le proprie strategie di business. Il tema però è complesso, ecco che in aiuto delle imprese arrivano i deep trend. Non sono altro che le tendenze, i paradigmi che guidano i modelli di consumo che governeranno i prossimi anni. Sapere analizzare i deep trend e impostare le proprie strategie sulla base delle future richieste dei clienti dà un importante vantaggio competitivo. Ma quali sono i deep trend dei prossimi anni? Li ha illustrati un incontro promosso dalla Confcommercio del Veneto nella sede di Le Village a Padova. Il futuro preoccupa sempre perché è un cambiamento veloce, soprattutto l'abbiamo visto durante il Covid, come è cambiato, come si è mosso, e quindi noi invece dobbiamo capire e camminare al passo col futuro. A tenere la sessione è stata Laura Rolle, specializzata in sociosemiotica applicata all'evoluzione degli scenari di consumo e consulente di agenzie di comunicazione e aziende in svariati settori merceologici. Nei prossimi anni, in base alle analisi degli esperti, per le aziende sarà fondamentale saper valorizzare le loro idee iniziali, ma anche adattarsi alla vita dei loro clienti nella loro totalità, valorizzare anche le imperfezioni. E poi ancora saranno vincenti le identità multiple e bisognerà essere in grado di concepire nuove regole che metteranno in discussione il mondo come fino ad ora l'abbiamo conosciuto. Soprattutto però bisognerà tornare a valorizzare il localismo e la tradizione. Da una parte non ci si può esimere da una visione globale, dall'altra però ci troviamo in un momento in cui proprio per esempio il deep trend Be Life Adaptive darà un ritorno fortissimo della località, del localismo, quindi quello che chiamiamo local e che abbiamo imparato a chiamare local diventerà addirittura hyper local, quindi diventare life adaptive vuol dire che si apre un'opportunità molto grande per le aziende locali di creare servizi e prodotti fortemente vicini alla popolazione locale. Ma questi modelli potranno essere applicati anche in un contesto, quello italiano, fatto di piccole e medie imprese? Chiaramente qualcuno avrà la difficoltà, perché ci sarà la difficoltà, però io penso che se noi li accompagniamo nel cambiamento, anche quelli che sono i più ostici nel cambiare saranno costretti a cambiare. Perché? Perché è il sistema che te lo chiede.